Una tragedia, nel senso che c'è troppa confusione, tutti fanno un po' quello che vogliono, i protocolli che ci sono stati dati non vengono rispettati né dalle ULSS, né dallo stesso SISP, né dai pediatri, né dai medici di base. Denuncia una situazione al limite Lisa Pisani, presidente regionale di Assonidi e direttrice a sua volta del Centro per l'Infanzia Pollicino di Frescada, dove su 51 bambini frequentanti dagli 0 ai 6 anni circa 15 sono a casa. Fortunatamente al momento nessun positivo in struttura, però positivi genitori, fratelli, sorelle, zie e nonni, questo sì. Una fotografia che accomuna molti asili, nido e nonna della Marca, dove basta una positività per far scattare i protocolli con tutte le ricadute gestionali e familiari del caso. Per questo dagli operatori arrivano richieste precise: semplificare la parola d'ordine. Noi chiediamo che per esempio i test delle farmacie possano essere validi come tamponi di fine quarantena, visto che già sono validi per iniziarla, sarebbe fantastico che ci fosse più comunicazioni tra ULSS, pediatri, medici. Soprattutto questo weekend c'è stato un susseguirsi di positività tra i bambini e di difficoltà nel comunicare con chi ci deve aiutare a far partire le quarantene. Evoluzione rapida anche nelle altre scuole di ogni ordine e grado. L'Istituto Comprensivo 3 Felisent a Treviso comprende 59 classi tra infanzia, primarie e secondaria. Su queste 59 classi, 2 sono coinvolte in autosorveglianza alla secondaria e 10 sono coinvolte nella maggior parte con la cosiddetta sorveglianza con testing, quindi la didattica in presenza e dei test di controllo alla primaria. Una situazione che naturalmente inficia, danneggia un po' la didattica in presenza, però questi sono i numeri di fatto per il mio istituto. Da Magnano arriva però un appello alla collaborazione ma anche alla calma. La priorità è quella di garantire la didattica in aula. La pazienza generale, la fiducia nelle istituzioni e la capacità di collaborare che comunque nella mia esperienza con i genitori del nostro istituto, ma sono sicura anche delle altre famiglie della città, è totale.